La bici incastrata sotto le ruote del camion, qualche metro prima sparse sull'asfalto alcune mele. Sono i fotogrammi della tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 11:30 in pieno centro a Fiesso d'Artico. Sergio Cassandro, 62 anni, ne avrebbe compiuti 63 il prossimo 26 dicembre, era in sella alla sua bicicletta, la borsa della spesa appesa al manubrio. Stava percorrendo via Riviera del Brenta in direzione Dolo quando, da una prima ricostruzione della polizia locale, sarebbe stato agganciato da un camion austriaco che procedeva nello stesso senso di marcia e trascinato per alcuni metri. A terra resta la scia di sangue, poco più in là il corpo senza vita di Cassandro. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM che hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi, l'uomo è deceduto poco dopo. La drammatica scena si è consumata davanti agli occhi scioccati di passanti e commercianti. Sconvolta la comunità fiessese, Cassandro era molto conosciuto in paese, ci racconta il sindaco Andrea Martellato. L'incidente ha avuto forti ripercussioni sulla viabilità, con traffico a senso alternato e lunghe code in entrambe le direzioni.